Veneto 1 con voi, buongiorno da Alessandra Ghizz. Oggi parliamo di salute, parliamo in particolare di come prenderci cura del nostro cuore. Noi qui in studio abbiamo il dottor Giuseppe Berton dell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale di Conegliano. Buongiorno Buongiorno, dottore, buongiorno a voi, grazie per essere con noi. grazie a voi. E questa intervista è anche un po' l'occasione per presentare un appuntamento. Introduciamo un convegno che si terrà giovedì al 12 aprile alle ore 20:30 all'Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo. Titolo del convegno: Cuore, emozioni, prevenzioni. Ecco, saranno molti i relatori e tra poco entreremo proprio nel merito. Tanti anche i temi, come l'importanza di seguire il paziente nel tempo, i fattori emotivi, psicologici Certo. nel cuore. L'intervento del dottor Berton riguarderà lo studio a lungo termine del paziente affetto da patologie cardiache. Lei infatti è responsabile del progetto ABC Study on Heart Disease. Ecco, ne abbiamo già parlato nei nostri studi, ma ci torniamo volentieri. Ecco, spieghiamo e ci spieghi di che cosa si tratta. Sì, intanto grazie a tutti, grazie per il vostro invito in questa bella radio dove siamo stati qualche mese fa e torniamo volentieri. Devo dire, mi dispiace che non c'è la dottoressa Fiorella Cavuto, che era venuta la scorsa volta, che è una bravissima cardiologa di Bassano del Grappa, ma per motivo di lavoro non è riuscita a venire, ma speriamo che prossimamente abbia modo. E allora l'occasione è quella del meeting che ci sarà giovedì prossimo alla sera su invito dell'amministrazione del comune di Farra di Soligo, e vorrei anche ringraziare il sindaco Giuseppe Nardi perché è stato gentile e ci ha invitato. Questo meeting è organizzato con il sostegno e il patrocinio della Regione del Veneto e della ULSS numero 2. Noi dobbiamo ringraziare molto entrambi perché sono stati molto di aiuto e di sostegno per noi, la Presidenza della Regione del Veneto, il direttore generale della nostra ULSS, e per noi il loro aiuto è molto molto importante. Facciamo ricerca, la ricerca è un po' un fronte e essere al fronte e fare ricerca non è sempre facile e il loro aiuto è importante. Questa è una roba che dico volentieri. Abbiamo cominciato nel 1992. Eravamo 2-3 medici appena nuovi, lavoravamo in cardiologia e vedevamo i pazienti per la prima volta, tutto era nuovo per noi ed eravamo molto attratti da quello che vedevamo. Parlandoci un po', guardando le robe, abbiamo strutturato la base di quello che sarebbe diventato l'ABC Study. ABC pare difficile, ma è Adria, Bassano e Conegliano e Padova Hospitals. Sono i nomi delle città, degli ospedali dove abbiamo studiato e seguito e dove seguiamo anche adesso i nostri pazienti. All'inizio eravamo molto incuriositi, abbiamo cominciato con un piccolo protocollo. Un nostro professore di Padova, che ringrazio moltissimo anche lui, che è il professor Paolo Palatini, era il nostro tutor, era il nostro maestro, ci ha molto seguiti, ci ha insegnato lui e tutto il gruppo di Padova, del professor Dal Palù per la verità, e noi afferivamo alla clinica medica prima del professor Dal Palù e lì c'è la base scientifica di tutto il nostro lavoro. Pian piano abbiamo cominciato a guardare i pazienti, seguirli, strutturarli, il protocollo in maniera scientifica. Dopo qualche anno, ed era il 1995, siamo stati invitati dall'American Heart Association a Los Angeles a presentare il nostro lavoro. Per noi era una roba mitica. E 2 anni dopo abbiamo pubblicato il primo lavoro importante scientifico sui nostri pazienti su Circulation, che è il giornale più importante di cardiologia di Boston. Questo ha dato l'avvio a tutto il nostro progetto. Ecco, l'associazione di ABC Study on Heart Disease è anche la più lunga, diciamo, cioè è la ricerca, ha fatto una ricerca che è la più lunga al mondo di... Credo di sì, credo di sì. Un aspetto importantissimo in medicina è il fatto di seguire il Mm. paziente. Il paziente può essere seguito in 2 modi. Uno è quello empirico, quotidiano. Vedo il paziente in ospedale, gli chiedo come sta, forse ci si rivede, forse non ci si rivede, dipende dall'andamento, dagli eventi della vita. Noi abbiamo strutturato, similmente a molti altri, un follow-up scientifico rigoroso, con protocollo preciso, con regole precise, con controlli precisi, con analisi statistiche megagalattiche che facciamo da una vita, sulla base delle indicazioni soprattutto anglosassone, dove sono allenati a questo tipo di metodica, però li abbiamo seguiti per lungo tempo. Qual è il problema di questo tipo di
studi, sì, il problema di questo tipo di studi, che seguirli nel lungo tempo è difficile. Negli Stati Uniti, dove fanno gli studi più avanzati, ed Inghilterra e in Francia, mettono su magnifici follow-up di pazienti, ma durano 6 mesi, durano un anno quando va bene, e poi si perdono, perché il paziente negli Stati Uniti si muove da uno stato all'altro, perché per 1000 ragioni accade così. Qual è stata la fortuna del nostro gruppo? Che nell'ospedale di Bassano, di Adria e di Conegliano e di Padova hanno lavorato sempre gli stessi medici, e quindi gli stessi medici hanno preso in carico i pazienti all'inizio e li hanno seguiti per tanti anni. Questo, per la conoscenza e quindi poi anche per la cura del paziente, è un fatto fondamentale. Ecco, che cosa emerge? Che cosa emerge? Bene, allora dovremmo subito distinguere due cose importanti, e provo a dirle in breve. Una è la fase acuta del malato. Tutti i nostri pazienti sono stati studiati durante il loro infarto acuto, diciamolo così, per dirlo in maniera Quindi semplice. entra nella ricerca il paziente quando è colpito Perfetto, da quando è infarto. colpito da infarto. Qui entra nella ricerca. Qui dentro abbiamo prima valutato le cose tradizionali, l'importanza dei fattori di rischio tradizionali, il diabete, l'ipertensione, l'obesità, la sedentarietà, il fumo, le robe classiche che sono state scoperte negli Stati Uniti decenni fa, a Framingham, vicino a Boston. Dentro a qui, esplorando e mettendo dentro cose nuove, abbiamo trovato due meccanismi importanti per la malattia. Perché dico importanti? Perché condizionano la sopravvivenza del paziente e possibilmente anche la terapia. Il primo meccanismo che abbiamo studiato si chiama è il meccanismo della disfunzione endoteliale acuta durante infarto. Noi diciamo, che detto in maniera stile asilo, che la malattia coronarica acuta non è una malattia di un punto. Si è chiusa la coronaria, è successo il disastro. È vero che è accaduto lì, ma noi diciamo che tutto il circolo si ammala e tutto il circolo dobbiamo guardare e tutto il circolo dobbiamo curare. Questo è il primo punto: disfunzione endoteliale generale, tutta la circolazione, con metodi sofisticati. E il secondo problema importante che abbiamo osservato è quello della infiammazione acuta durante l'infarto. Durante l'infarto non è che si chiude, che c'è un trombo e finisce tutto tutto il circolo si infiamma in maniera acuta. Noi l'abbiamo esplorato usando marcatori particolari come la proteina C reattiva ed altri, e questo ci ha permesso di indagare bene il problema e di vedere complicanze. La principale fra tutte è lo scompenso di cuore. Il paziente dopo l'infarto, se le cose non vanno bene, fa fatica di respiro, vero? È affaticato, fa fatica a respirare, e questo si chiama scompenso di cuore. Quello che noi abbiamo trovato è un meccanismo importante per questa cosa qui. Può essere importante anche a livello preventivo? Bene, giusta domanda, ma questa domanda è adatta non a questa fase ma alla prossima. Allora, abbiamo detto una parola sulla fase acuta ed è molto importante perché Cioè si prima la capisce cura. quando il paziente è acuto e bisogna risolvere il problema acuto, come uno che ha la bronchite acuta, come uno che ha la polmonite acuta. Una volta passata la fase acuta, il paziente si acquieta alla sua situazione clinica, il paziente possibilmente migliora, noi ci auguriamo che migliori, vero? E viene dimesso. E lì comincia il suo follow-up, che è il nostro vero studio. A questo punto la fase acuta è passata, ma la malattia di base sotto rimane. Questo paziente sarà sempre un malato di cuore, avrà sempre le coronarie alterate, avrà sempre il circolo alterato, come l'iperteso è sempre iperteso, come il diabetico è sempre diabetico, come il bronchitico cronico è sempre bronchitico cronico. E qui, col passare del tempo, noi abbiamo seguito questi pazienti per 1 anno, 3 anni, 5 anni, 7. Siamo arrivati al 17° anno adesso, a 17 anni, e dentro accade di tutto. Qui ci sono tutte le complicanze della malattia di cuore, c'è un sacco di cose e noi studiamo, il nostro lavoro è studiare queste cose. Allora, il dottor Berton approfondirà questi temi Sì. in occasione dell'incontro del convegno di giovedì 12 aprile alle 20:30 all'Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo. Tanti relatori, dicevamo, e che Sì. affronteranno molti aspetti della malattia del cuore, e anche della cura e della prevenzione. Ecco, Giusto. dottore, vuole presentarci un po' chi Sì, saranno? vi dico chi sono i relatori, Sì, che grazie. sono persone magnifiche, sia professionalmente che dal punto di vista personale. Allora, la serata sarà introdotta ovviamente dal sindaco e vero? Poi ci sarà anche una
presentazione da parte, una presentazione istituzionale della Regione del Veneto, e poi ci saranno i relatori scientifici. Ci sarà il dottor Giuseppe Piovesana della cardiologia di Treviso, che è un bravissimo medico nel campo dell'imaging, e mostrerà proprio immagini del cuore, belle immagini del cuore, anche facili per il cittadino, ok? Le ha già presentate al meeting scorso di Mareno di Piave e la cosa è stata molto gradita. Poi ci sarà il dottor Paolo Magagna, che è un bravissimo cardiochirurgo di Vicenza, che lavora sul cuore e sulla aorta, e lui parlerà dei problemi della circolazione. Poi si passerà un po' all'aspetto preventivo, così ci sarà il presidente della FIDAL provinciale di Treviso, Oddone Tubia, che parlerà un po' sull'attività sportiva e la sua relazione con la circolazione, con il benessere fisico. Su questo tema poi ci sarà la dottoressa Elisabetta Mastrosimone di Padova, che parlerà tutto sullo sport, dirà un sacco di cose buone sullo sport. E poi ci sarà la dottoressa Marilena Cara, che è psicanalista di Padova ed è dedita da molti anni a studiare la relazione fra emozioni e cuore, emozioni e disturbo di circolo, cuore e emozioni e malattie. Okay. Questi problemi poi sono vicini ai problemi dell'ansia, dello stress, delle cose della vita moderna che tutti conosciamo. Poi ci sarà la dottoressa Fiorella Cavuto, cardiologa di Bassano del Grappa, che è un componente storico del nostro gruppo perché segue i pazienti nel follow-up di Bassano, e lei ci parlerà di una parte del progetto regionale che riguarda le complicanze nel malato nel lungo termine. E poi naturalmente il dottor Berton, che presenterà il progetto di BC Study a Veneto Region Project, e con un intervento anche finale, il cuore e il tempo. Il cuore e il ecco. tempo. Un tema filosofico, Un tema filosofico. Un tema filosofico. Vabbè, mi piaceva l'idea di mettere il cuore e il tempo, perché il tempo è un problema importante, è vero che è importante, per tutti è importante, diciamo, devo andare a casa presto perché devo fare la pasta asciutta, il tempo, devo andare qua, ecco, il tempo ed è importante anche per il paziente, è importante, è vero, è importante per il paziente, perché se un paziente ha una giornata di benessere, quel tempo gli corre veloce, ma se il paziente ha una malattia addosso, il tempo non gli corre più veloce, è vero? Immaginate questo concetto applicato a un follow-up. Pensate che nella nostra analisi statistica, noi facciamo molta analisi della sopravvivenza, la variabile tempo è una variabile fondamentalissima, non si può prescindere da questa qui. Le regressioni che noi facciamo di sopravvivenza sono tutte, ma non entro nella matematica, sono tutte regressioni sul tempo, quindi è molto importante da un lato, ma dall'altro pensate che il tempo dal punto di vista filosofico, in parte, se pensiamo a Parmenide e alla Grecia di una volta, ma anche dal punto di vista degli studiosi di fisica, pensate che il tempo nei fondamenti della fisica non esiste neanche, e quindi è l'aspetto opposto. Io vi racconterò queste storie. Giustamente, poi c'è la relatività anche. Esatto, è questa la questione. Ci sono i due estremi, c'è la questione della relatività, del tempo che non esiste nei fondamenti della fisica, ma il tempo molto concreto per tutti noi, quello in cui siamo contenti e stiamo bene e che corre molto veloce, e il tempo molto lento di chi sta male, di chi ha la malattia, e così. Ragioneremo un po' su queste questioni. E a proposito del tempo, tra gli effetti che tutti noi viviamo, insomma, in questa società anche del benessere, società che implica anche nuovi stili di vita sempre più frenetici e con una bella dose anche di stress, come ragionare, insomma, in termini preventivi? Sì, questa è una questione molto attuale, molto moderna. Da un lato c'è la malattia, che viene in maniera acuta, che poi a volte guarisce, a volte cronicizza, a volte peggiora, tutto quello che un po' intuiamo, vero, sui nostri pazienti. Il follow-up è solo il modo scientifico per studiare ed interpretare queste cose qui, ma un punto sul quale noi battiamo molto, anche dal punto di vista della ricerca, e vi faccio, forse se abbiamo poi un secondo, vi faccio anche un piccolo esempio, un punto dove battiamo molto, essendo che i nostri pazienti sono pazienti importanti, è quello della prevenzione. Noi dobbiamo fare il possibile, il massimo del possibile per prevenire la malattia. Quando un paziente ha avuto 2 infarti, 3 infarti, 4 infarti e 4 complicanze, noi ci impegniamo molto, ma i risultati saranno
limitati probabilmente, è vero. Noi dobbiamo cercare prima di stare attenti nelle cose, molto dobbiamo cercare di stare attenti. Questa è la base della prevenzione e noi cerchiamo di farlo sui nostri pazienti. L'attività sportiva probabilmente è uno dei metodi principi, è uno dei metodi più belli. Basta solo dire al paziente di fare una passeggiata e quindi noi nel meeting stresseremo, sottolineeremo molto l'importanza di questa questione qua. E poi dopo vorrei farvi, se si può, anche un altro piccolo esempio che appartiene alla Assolutamente. prevenzione, perché sta dentro al progetto regionale, vero? Per il quale la regione ci aiuta, veramente ci aiuta, e che di nuovo ringrazio. Sapete il colesterolo cos'è, vero? Adesso questa è una cosa che forse non era prevista in questa intervista, ma ve la dico in pochi secondi. Il colesterolo non è centrale nelle nostre ricerche. Il colesterolo è quello che tutta la gente, vero, va a misurarsi, che controlla, ce l'ho alto, ce l'ho basso, bevo le bottigliette, prendo la pastiglia. Quello è il colesterolo. E tutti pensiamo, guarda che disastro il mio colesterolo se è alto. E se invece è basso, dice, guarda che fortuna. Noi cominciamo a pensare che non sia propriamente così la musica. Noi diciamo che il colesterolo non deve essere alto, non deve essere troppo alto perché sennò dà complicanze cardiovascolari, quello che dice tutto il mondo, e i nostri dati sono in linea con quello che dice tutto il mondo. Ma poi abbiamo notato una cosa: dentro il nostro progetto regionale c'è una porzione che riguarda l'insorgenza di tumori, perché accade che il paziente nel lungo tempo va incontro a neoplasia. E succede a parecchi pazienti. Noi seguiamo anche questo filo qua. Abbiamo preso il colesterolo, ve lo dico anche questo in maniera molto facile, il colesterolo plasmatico dei pazienti, 150, 200, 250, e l'abbiamo tagliato in due parti: pazienti col colesterolo alto e pazienti col colesterolo basso, divisi in due. Poi abbiamo fatto 1000 analisi statistiche di sopravvivenza per fare questa domanda: i livelli di colesterolo sono legati all'insorgenza di neoplasie? Questa era la domanda. 1000 calcoli, e la risposta qual è stata? Che il paziente con colesterolo basso, sotto la metà, vero? Col colesterolo basso ha un più alto rischio di tumori. E questa è una roba tremenda per noi, tremenda e non conosciuta. E quindi noi non siamo più così convinti che il colesterolo deve essere bassissimo, 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 non siamo più così sicuri e stiamo esplorando in questo campo. Ecco, anche questo appartiene alla prevenzione. Potrebbe anche darsi che il colesterolo debba stare in livelli medi e non debba essere eccessivo né da un lato perché fa complicanze cardiache, né dall'altro perché dà disturbi di altra natura. Noi siamo ancora in una fase esplorativa, però intanto il prossimo maggio lo presenteremo, questo studio, al Congresso Nazionale di Cardiologia Italiano, e poi indagheremo ulteriormente. Benissimo, giusto perché il Sì, corpo poi è tutto collegato, brava, brava. come diceva all'inizio. È proprio vero, è tutto collegato. Ecco, lei lo dice dal punto di vista giornalistico ed è una cosa, ma l'intuizione è giusta. L'organismo è tutto collegato, non c'è l'infarto chiuso lì che sta a casa sua ed è finito, no, è collegato ai fattori di rischio, è collegato alla circolazione e probabilmente è collegato anche alle altre malattie. Anche questi aspetti verranno approfonditi in occasione del convegno giovedì 12 aprile, Certo, ore 20:30, quindi invitiamo il pubblico a sì, partecipare, dove all'Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo. Ricordo velocemente i certo, relatori: certo, il dottor Giuseppe Berton con il tema Seguire il paziente nel tempo, presentazione di ABC Study a Veneto Region Project. Seguirà il dottor Giuseppe Piovesana, Immagini del cuore, il dottor Paolo Magagna, Malattie delle arterie, il dottor Oddone Tubia, Cuore e atletica in Veneto. Ci sarà la dottoressa Elisabetta Mastro Simone con temi relativi ai benefici dello sport certo, sul fisico, la dottoressa Marilena Cara che approfondirà gli aspetti emotivi, psicologici relativi naturalmente all'andamento, al funzionamento dell'organo del cuore, la dottoressa Fiorella Cavuto con il progetto Neoplasie, la sopravvivenza dopo infarto nella donna, e di nuovo concluderà il meeting la dottora Giuseppe Berton con gli aspetti filosofici del certo. cuore e il tempo. Certo, vorrei, anche se posso dire, tutte queste cose saranno trattate in maniera molto colloquiale, leggera, Divulgativa. esatto, perché il meeting è rivolto al cittadino. È anche la Regione Veneto che ci suggerisce di favorire la comunicazione verso il cittadino, puntando sulla prevenzione.
Grazie al dottor Giuseppe Bertone dell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale di Conegliano e presidente dell'associazione ABC Study on Heart Disease. Grazie per Grazie a essere stato voi, con grazie noi. mille. Grazie. Buona giornata.